Però già registro. Ma io voglio produco una partigiana, ma ce ne sono fila come patate. Guarda, qua ci si dice, ancora possiamo andiamo a vedere qual è la frutta di stagione, le verdure. Intanto parliamo anche di te, dove nasce l'idea di questo singolo Fira Fuma Pesci che patate? Allora, Fira Fuma Patate, l'idea nasce da questa gente semplice, guardate, basta vedere soltanto lo sguardo di ogni persona, questo è uno dei posti più singolari, gente eccezionale. Io vorrei portare avanti la semplicità, perché oggi del nostro di semplicità e di genuinità ce ne sono, presunzione, le cose, quindi abbassiamo tutti la cresta, siamo più fratelli e sorelle e camerati. E allora, tu vivi a Roma ormai, ma originario di Libera, provincia di Agrigento, è un posto bellissimo, tra l'altro. Città dell'Arancio, diciamo. Dove la vita ancora si svolge in modo semplice, tu poc'anzi hai citato la semplicità della vita, ancora lì la gente è legata alle tradizioni, si sta bene, ci si conosce tutti, c'è il solito giretto al bar. Gli amici si mette là la sera a parlare, a chiacchierare, a bere non la spremuta perché noi siamo stupidi di bere solo d'arancia, basta, non ne possiamo più. Guarda che faccio simpatica a bere sempre questo signore. Buongiorno, dove sta la posto? Torigi, piacere. Sì, signore, sta andando a fare la spesa, buongiorno a lei. Tranquillo, vado a fare e questo non puoi fare a tutti, originario di Pordenone. Scusami. Senti, invece il Fiorello come ha scoperto questo singolo? Ma io tramite un suo collaboratore, Corrado Ricca, diciamo, perché Corrado è conosciutissimo, insomma, gli ho fatto sentire il file dal telefonino e praticamente ho fatto sentire a Fiorello. Dalla registrazione di qualche giorno fa, insomma, ho capito che gli è piaciuto veramente tanto, sono lusinghiato. Bene, beh, poi se lo sono a Fiorello che è un buon gustaio, dobbiamo inchinarci. Ma fatta sentire metà, ma basta che la suona 3 secondi Fiorello è già Fiorello. Poi sai che lui è fissato un po' coi tormentoni, l'anno scorso era l'anno dell'Arrodino, te lo ricordi l'Arrodino? No? Sì, praticamente Fira Fuma Patate arriva dallo stesso produttore. Ecco, esatto, e quindi quest'anno è l'anno di Fira Fuma e Patate. Invece volevo parlare con te di radio, visto che anch'io sono uno come te che fa la radio. Come è nata la collaborazione con il che non hanno la possibilità di lavorare, perché un po' questa terra è stretta, è vero? Sì, un po' sì, diciamo che è stato per caso, ho avuto la fortuna di conoscere Lorenzo Managgi, che è l'editore, che comunque è una perfetta, se sto qua è anche grazie a lui, è una ruota la vita, quindi se non si inizia da qualche parte non si può proseguire da un'altra, e quindi insomma guardando ho fatto un provino, gli è piaciuto e mi ha detto puoi andare avanti, come faccio di fare la vedute ma vive a Milano, Bergamo, a Bergamo, invece cosa consiglio a tutti quei giovani che come te sono così estrosi, così simpatici, possibilità di andare avanti, nel senso come bisogna farsi vedere da personaggi di questo calibro, tipo Suraci, tipo registi alla Rai, che bisogna fare? Secondo me bisogna avere intanto il materiale, se tu vuoi fare uno speaker radiofonico ma non hai la cassettina, adesso il famoso CD, noi partivamo con la cassettina, c'è il CD e non ti proponi, non fai sentire quello che secondo te sai fare, praticamente siamo mezzo avanzati, quindi praticamente ci vuole, come fa? Un fruttivendolo a non vendere se non c'è la frutta caricata. Guarda che frutta che abbiamo qui, poi in questo periodo la frutta è meravigliosa. È bellissima, guarda che milinciane, guarda che milinciane, broccoli non ce n'è perché non è pomodoro. Senti, nella tua canzone ci sono le melenzane, pomodoro per salsa, pomodoro per salati, pira, che sono le pere perché molti non lo sanno, fuma con le mele, carissimo Cristiano, magari ti devo dire una cosa, la patata che sembra una patata. Allora, continuiamo ancora questo giro, magari faccio l'immagine, questa della patata è un po'